Buongiorno, oggi abbiamo visto i cognomi onomastici, partiamo alla seconda categoria, cioè i cognomi locativi, che indicano la provenienza del nuovo arrivato in un qualsiasi centro. Partiamo da quelli più lontani, cioè dall'estero, e abbiamo i tedesco, che sono qui da noi da sempre, tedeschi, ce n'è sempre, e cominciano a arrivare piuttosto presto. A sud il cognome tedesco è sostituito dal cognome Alamanno, perché per loro tedesco si dice Alamanno. Altri cognomi sempre provenienti dall'estero e diffusi nella nostra zona è il cognome Schiavon, col quale si indicavano slavi provenienti dalla Dalmazia interna oppure dalla Croazia orientale. Sempre dalla Croazia, ma questa volta dalla Croazia occidentale, vengono i vari croato, crovato, che nella zona di Trieste sono anche Crevat e Crevatin, sono tutti croati. Questi sono quelli che noi conosciamo di più. A sud ce n'è tanti altri, greco, albanese, turco addirittura, c'è tutta una serie di personaggi venuti da zone che nelle nostre parti non ci sono. Poi ci sono i cognomi di regioni italiane, per cui ci sono Furlan, ci sono Carniel, ci sono Trentin, Visentin, Padovan, Pavan, Veronese, veneziani, ce n'è di tutte le zone, oppure anche lombardo è un cognome. Poi ci sono i cognomi provenienti dai paesi vicini a dove è nato quel tipo di cognome, per cui qui abbiamo cognomi sia che portano il nome del posto, oppure il nome aggettivale, il locativo di quel posto, per cui abbiamo le forme ceneda, cenedese, Cuzziol e Cuzzolin. Abbiamo Borghelle e Borghelot come cognome. Il solo comune di Vittorio Veneto ha una ventina di cognomi da locativi, cioè da posti di provenienza all'interno del comune. Poi abbiamo Tarzariol, Fratariol, Revinot, Fregonat, Fregonese, ne conoscete anche voi tantissimi, è una forma piuttosto diffusa. Mio nonno, per esempio, che ha fatto l'apprendistato a Pieve di Soligo del Possamai, lo chiamavano Bepi Revine.